Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre tante notizie, tanti collegamenti da tutte le nostre redazioni provinciali. Partiamo subito collegandoci con Marghera, dove si sta concludendo una manifestazione, l'ennesima manifestazione per dire no all'inceneritore di Fusina. Quindi siamo a Marghera, in collegamento per noi c'è Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui davanti al municipio di Marghera, dove è appena terminata questa sorta di manifestazione da parte dei comitati che continuano ormai da tantissimo tempo a ribadire la loro contrarietà all'inceneritore. Ma lasciamo subito spazio ai nostri ospiti. Partiamo da Mattia Donadel, portavoce del comitato No Inceneritore. Allora, c'è una notizia molto importante. Che cosa avete presentato ieri? Ieri abbiamo presentato una diffida legale elaborata con degli avvocati di Milano molto esperti in diritto ambientale. Praticamente con questo atto noi diffidiamo, cioè intimiamo a tutti gli enti coinvolti, quindi Regione in primis, poi i comuni di Venezia e di Mira, USL, ARPAV eccetera, a non approvare questo progetto ma a respingerlo, perché hanno tutti gli elementi, lo abbiamo dimostrato, per prendere questa decisione in maniera motivata, perché questo progetto è altamente pericoloso. Parliamo di fanghi contaminati da PFAS. Il proponente, che è Eni Rewind, non ha presentato tutta la documentazione necessaria per dimostrare e attestare che quello che vuole fare non è pericoloso, e quindi hanno tutti gli elementi per chiudere questa partita e dire definitivamente no a questo inceneritore. Se intendono invece fare il contrario, cioè avallarlo, noi li avvisiamo fin da adesso che non solo faremo i ricorsi amministrativi al TAR e al Consiglio di Stato, ma percorreremo anche la strada del penale, perché qui c'è un discorso legato alla salute pubblica, a una minaccia concreta alla salute pubblica, e quindi chi di dovere dovrà risponderne. Questo è l'avviso che noi mandiamo in maniera formale con il supporto dei legali. Ecco, anche perché allora voi vi siete rivolti a tutti gli enti, partendo dalla Regione, poi scendendo ovviamente anche il Comune di Venezia. Allora Sebastiano Bergamaschi del laboratorio climatico Pandora, poco fa si parlava proprio del Comune di Venezia e lei ha parlato di un silenzio assordante da parte dell'ente. Sì, assolutamente. Tutto l'iter burocratico legato all'inceneritore di Eni Rewind è fermo, nonostante da marzo annunciavano la convocazione della conferenza dei servizi, la riunione tra istituzioni ed enti delegati che avrebbe dovuto esprimersi sulla valutazione, la bocciatura o l'approvazione del progetto. Questo termine è stato costantemente rimandato e durante l'estate non c'è stato nessun tipo di aggiornamento, per cui tutto l'impianto ancora non sa quale sarà il suo futuro e sembra che la situazione sia quella di bocce ferme in questo momento. Manca ancora la valutazione di impatto ambientale, una valutazione fondamentale e dirimente per l'approvazione o la bocciatura del progetto, e anche per questa non c'è ancora una data di convocazione, ma soprattutto manca la presa di posizione e la valutazione da parte del Comune di Venezia, qualcosa che abbiamo richiesto nel corso dei mesi più volte, una valutazione che il Comune di Venezia si è sempre sottratto dal fare, a differenza di altri come il Comune di Mira, che invece ha espresso contrarietà al progetto in maniera pubblica e evidente. Il Comune di Venezia latita da questo punto di vista, ma sono ovviamente cambiate anche le carte in tavola, perché se inizialmente ponevamo la necessità che il Comune di Venezia prendesse posizione sulla base dei dati acquisiti, ad ora pensiamo che il Comune di Venezia non abbia nessun tipo di legittimità nel prendere posizione e valutare quello che è il progetto attuale, per un motivo molto semplice. Con tutto quello che è stato il terremoto estivo che ha travolto il comune, con un sindaco inquisito, con l'accusa posta da parte del pubblico ministero di un sistema corruttivo basato sugli interessi privati e non sul bene comune, ecco, in un contesto in cui questa situazione non è ancora stata chiarificata, pensiamo che sia impossibile procedere con la valutazione da parte del comune di un impianto così rischioso e potenzialmente nocivo, in cui sappiamo che attorno girano parecchi milioni di euro come quello di Eni Rewind.
Grazie Sebastiano. Un'ultima domanda, Donadelle. Lei poco fa ha detto che tutti gli enti hanno in mano gli elementi per poter dire no, ma allora perché non lo fanno, non l'hanno fatto? Probabilmente non hanno il coraggio di farlo perché di fronte si trovano Eni e perché, come dire, gli interessi in gioco sono molto forti. Però a questo punto, con un parere dell'Istituto Superiore di Sanità che in maniera netta, voglio dire, certifica il fatto che questo impianto è pericoloso, che bruciare PFAS significa spargere i PFAS fuori dai camini, quindi nel territorio, cioè noi a questo punto diciamo che non c'è più nessun elemento che può reggere una posizione di avallo di un progetto del genere. Quindi che la politica, perché questa è una scelta politica, ricordiamolo, più che tecnica, deve avere il coraggio di dire di no, di respingere questo progetto e di aprire un ragionamento vero su quello che è il ciclo dei rifiuti e su quella che è una vera transizione ecologica, non un semplice greenwashing. Ecco, visto che se ne parla ormai quotidianamente e costantemente, qualora insomma, ci vorranno i tempi tecnici per rispondere anche alla vostra diffida, voi non mollerete, avete altre comunque manifestazioni in programma? Assolutamente, noi arriviamo con la grande eredità della manifestazione del 1° giugno, che è stata una manifestazione partecipata da migliaia di persone, che ha testimoniato come la questione degli inceneritori e dell'inquinamento del territorio sia sentita in città e non solo, ma sicuramente quest'anno non molleremo per un motivo molto semplice. Noi chiediamo in maniera evidente e esplicita la bocciatura del progetto perché pensiamo che si debba finalmente chiudere questa storia. Non vogliamo che la questione finisca nel dimenticatoio e poi venga ritirata fuori dal cappello in un momento in cui magari l'attenzione della società civile è meno presente, e per questo chiediamo che da subito le istituzioni si prendano in carico la bocciatura del progetto. Questo vuol dire però ovviamente che nel corso di tutto quest'anno le iniziative continueranno, continuerà l'attento monitoraggio di qualsiasi passo nei confronti di una possibile valutazione di impatto ambientale e della conferenza dei servizi, ma soprattutto continuano anche tutti i progetti paralleli che come coordinamento nei inceneritori stiamo portando avanti, in primis quello legato ai biomonitoraggi, che è un progetto nazionale che si occuperà qua a Marghera di valutare qual è lo stato di salute di cittadini e cittadine, e dall'altra quello del progetto spesa sballata, un primo tentativo di creare un'alternativa reale all'enorme produzione di rifiuti per garantire la possibilità a tutti e tutte di andare a fare la spesa con propri recipienti e non continuando a produrre rifiuto monouso. Grazie Sebastiano Bergamaschi e Mattia Donadelle. Qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. E grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento da Marghera con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Andiamo anche a vedere i titoli dei principali quotidiani locali online. Questo è il Corriere del Veneto. Si parla della morte di Alex Marangona all'abbazia di Vidor. La verità dal test tossicologico, titola il Corriere del Veneto. Aveva preso l'ayahuasca. Svolta nelle indagini sul 25enne, confermata la versione della famiglia, e lui l'aveva detto in un messaggio audio, dice il Corriere del Veneto, assieme ad altri quotidiani locali. Approfondiremo anche questo tema poi nel corso delle nostre edizioni. Ora parliamo dell'incendio nell'emporio cinese di Milano, perché 2 dei 3 giovani morti a causa delle esalazioni tossiche erano nati a Vicenza. Il tragico incendio dello showroom di via Cantoni a Milano. 2 delle 3 vittime cinesi intrappolate nel rogo erano originari della provincia di Vicenza. Indy Liu, di 17 anni, e la sorella Dong Yang, di 18, erano infatti nati ad Arzignano, fratello e sorella che con la madre abitarono inizialmente a Castel Gomberto per poi trasferirsi a Montecchio Maggiore prima di raggiungere la comunità cinese di Milano. Ad ucciderli le esalazioni tossiche sprigionate dal rogo che aveva bloccato i 3 giovani nel retro del magazzino mentre dormivano. Un incendio sulle cui cause sta indagando la procura, che non esclude l'origine dolosa. Ad infiammare il pavimento, ora pieno di detriti nei pressi del quadro elettrico, potrebbe essere stato del materiale accelerante lanciato da una finestra. Il fuoco sprigionato ha poi sbarrato la fuga dei malcapitati, bloccati dall'inferriata alla finestra nel punto non raggiunto dalle fiamme, ma che alla fine è stato invaso dal fumo. I corpi dei 3 giovani sono stati rinvenuti in punti diversi del fabbricato. L'omicidio di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, condannata in secondo grado a 20 anni di carcere, torna agli arresti domiciliari. Il dolore della famiglia del giovane ucciso con una coltellata al cuore 2 anni fa.
Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Valentina Boscaro, la donna condannata in appello a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso, il giovane con cui aveva una relazione, ucciso con una coltellata al cuore il 25 settembre del 2022. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta fatta dagli avvocati della Boscaro, che avevano impugnato il primo verdetto espresso dal Riesame. Valentina Boscaro, subito dopo l'arresto, a fine settembre di 2 anni fa, era stata, in quanto mamma di una bambina piccola, per mesi ai domiciliari in attesa del processo e solo dopo la condanna in primo grado era stata trasferita nel carcere di Verona. Valentina Boscaro, presente all'udienza, è stata subito riportata a casa. Avrà l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, non avrà accesso a smartphone e computer e potrà parlare solo con i propri cari e i suoi avvocati. Per la famiglia di Mattia Caruso, ucciso dalla 33enne, la notizia ha riaperto un grande dolore, come spiega la legale che li segue nel processo, l'avvocata Francesca Betto. La fiducia nella giustizia non manca, la parola fine sarà con la sentenza definitiva. La Boscaro ha 2, diciamo così, sentenze di condanna conformi, cioè 2 tribunali che l'hanno dichiarata responsabile dell'omicidio volontario di Mattia. Ha preso 20 anni e quei 20 anni ce li ha, non sono rimessi in discussione ovviamente da un provvedimento che ha carattere endoprocessuale. Va bene, pazienza. Sotto il profilo umano ovviamente rimane un po' la delusione, perché c'è una mamma a casa che non ha più un figlio e che lo piange in tomba, quindi insomma è comprensibile il dolore della famiglia. Valentina Boscaro dunque resterà ai domiciliari fino al verdetto della Cassazione, l'ultimo grado di giudizio. Ancora un incidente mortale sulle strade della Marca, la tragedia ad Ormelle. A perdere la vita Luigi Bianchin, un 77enne che è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un'altra vettura. Ci lascia veramente esterrefatti questa tragedia, questo ennesimo incidente, perché la famiglia Bianchin è conosciutissima e stimatissima a Roncadelle. È sconvolto il sindaco di Ormelle, Andrea Manente, dopo la notizia della morte di Luigi Bianchin, vittima di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio. La tragedia si è consumata intorno alle 15 in via San Maurizio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Polo, intervenuti per i rilievi, sembra che l'auto condotta da una cittadina cinese di 35 anni stesse svoltando a sinistra quando si è scontrata frontalmente con la vettura di Luigi Bianchin. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno immediatamente soccorso l'anziano. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e purtroppo durante il trasporto in ospedale il cuore ha smesso di battere. Ferita lievemente la 35enne. Ora i militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, che ben presto ha raggiunto la frazione di Roncadelle, dove la famiglia Bianchin è molto conosciuta. Il primo cittadino ricorda così Luigi, ex imprenditore, ora in pensione. È un grande lavoratore, sempre legato alla famiglia, quindi un tipico veneto, legato alla famiglia, grande lavoratore ma anche disponibile verso la comunità. Bianchin lascia la moglie, i figli William e Raul che gestiscono una carrozzeria a Roncadelle e un concessionario auto a Ponte di Piave, e gli amati nipoti. Sul profilo Facebook di Luigi momenti di vita quotidiana, istantanei di felicità, i viaggi, le serate in compagnia, il suo grande sorriso che nessuno potrà dimenticare. Il dolore è grande, quindi alla famiglia, ai figli William e Raul, che si sono sempre adoperati anche per la saga di Roncadelle, per il gruppo di Amici di Roncadelle, le condoglianze a parte mia e tutta l'amministrazione. Sono ormai 121 gli stranieri accompagnati ai centri di rimpatrio dall'inizio del 2024. La questura di Padova nelle ultime ore ha fermato altre 5 persone. Spaccio di droga, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, furto, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Già noti alle forze dell'ordine con questa sfilza di reati, 5 stranieri, 4 tunisini di 19, 24, 27 e 40 anni e un marocchino 39enne che si trovavano irregolarmente in Italia, sono stati accompagnati, su disposizione del questore Marco Dorisio, nei centri di rimpatrio di Gradisca di Sonzo, Bari e Caltanissetta. Il 40enne tunisino è stato bloccato dagli agenti in via Baiardi a Mortise, dove era stato segnalato dai residenti per i continui scambi di denaro e droga con gli automobilisti di passaggio. In Italia regolarmente dal 2023 aveva numerosi precedenti, in tasca soldi e dosi di cocaina. Nello stesso giorno venivano trattenuti presso i centri di Caltanissetta e Bari altri 2 cittadini extracomunitari, fermati dalla squadra mobile della questura.
In galleria San Carlo, all'Arcella, i poliziotti riconoscevano 2 giovani che dopo aver tentato di fuggire sono stati fermati. Uno, appena 19enne, aveva in tasca 16 grammi di hashish e 17 dosi di cocaina. L'altro, 24 anni, aveva numerosi precedenti. Entrati clandestinamente in Italia da Lampedusa e Pantelleria, avevano anche presentato domanda per protezione internazionale e per avere il permesso di soggiorno. Domande non andate a buon fine. Un 38enne marocchino trovato senza documenti è stato invece accompagnato al centro di rimpatrio per ragioni di pericolosità sociale, visto il suo passato. Un 39enne invece è stato fermato in via Santa Sofia, dove stava aggredendo la ex compagna e terrorizzando passanti e negozianti. Un altro tunisino è finito al centro di rimpatrio dopo essere stato scarcerato lo stesso giorno, scontata una condanna per violenza sessuale denunciata da una 30enne italiana nel 2017. Anche per lui numerosi precedenti, tra cui risse in Prato della Valle. Salgono così a 121 i collocamenti nei centri disposti dal questore dall'inizio dell'anno e a 25 gli allontanamenti effettuati con accompagnamento diretto in frontiera di cittadini stranieri irregolari rimpatriati con volo aereo nel proprio paese di origine. Ed ora parliamo di sicurezza stradale a Vicenza. La Polizia Locale ha presentato i dati raccolti dal 2023 al primo semestre di quest'anno. Noi ci colleghiamo in diretta con Daniele Garbin e Andrea Benetti. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, insomma, in compagnia con l'assessore alla mobilità Cristiano Spiller. Ecco, proprio questo. Questa mattina hanno presentato il Comune un'analisi dell'ultimo anno e mezzo, insomma i dati del 2023 e il primo semestre del 2024 per quanto riguarda la sicurezza stradale. Diciamo subito che il Focus indica una tendenza abbastanza di costanza nei numeri, sono 679 gli incidenti, circa uno al giorno e un paio di feriti mediamente, adesso poi ne discuteremo l'analisi. È importante fare questa valutazione per una serie di motivi legati alla mobilità e alla sicurezza delle strade. Innanzitutto precisiamo quali sono i dati che avete rilevato. Allora, grande obiettivo. I dati rilevano che ci sono alcune strade che sono, diciamo, più pericolose di altre, sia perché sono assi di penetrazione nella città e quindi dove la velocità risulta essere abbastanza elevata. Mediamente abbiamo 2 ferito di media al giorno e sia nel 23 che nel primo semestre del 24 si sono verificati purtroppo anche 2 incidenti mortali. Ecco, l'analisi era importante capire le cause, da una parte c'è magari una percezione del cittadino rispetto a motivazioni esterne. Invece cosa avete rilevato? No, le cause principali sono l'eccesso di velocità, le distrazioni che si hanno al volante, le mancate precedenze, quindi il mancato rispetto della segnaletica stradale. Tutte cose su cui possiamo intervenire come settore mobilità, su cui si può intervenire con un numero maggiore di controlli, ma al contempo il modo migliore per migliorare la sicurezza nella strada è la responsabilità degli utenti della strada, perché la strada di per sé non è pericolosa. L'auto non i monopattini di per loro lo diventano pericolosi quando il comportamento di chi li guida è irresponsabile. Ecco, ci sono alcune strade più pericolose di altre, avete esaminato le vie di attraversamento, no? Di quali sono le più incidenti? Sì, noi ne abbiamo alcune che sono appunto gli assi di penetrazione città, dai comuni contermini, ma che diventano pericolose perché sono strade ampie, quindi facilitano, diciamo, velocità elevate e al contempo sono piene di intersezioni stradali perché entriamo già dentro la città, quindi ci sono molti incroci, molte rotatorie e questo rende i luoghi più pericolosi. L'aver individuato quali sono le zone più pericolose ci permette anche di pensare a interventi strutturali in questi spazi e al contempo avere un'attenzione maggiore nel momento in cui si vanno a fare i controlli. Le auguriamo un buon lavoro anche per la formazione, vero? Sì, infatti questo è un altro aspetto importante perché come comune sia attraverso l'ufficio istruzione con progetti relativi alle scuole sia la stessa polizia locale che si mette a disposizione delle scuole ma anche di associazioni di adulti e di anziani facciamo molta formazione per imparare a usare meglio la strada e anzi invitiamo scuole, raggruppamenti, gruppi di persone anche a contattare la polizia locale per avere eventualmente ulteriore formazione. Ecco, grazie.
e da Vicenza restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e ad Andrea Benetti per questo collegamento da Vicenza. Noi ci spostiamo subito a Giavera del Montello, dove c'è per noi Lucio Zanato che ci racconta una storia che sta facendo molto discutere, legata allo studio medico di una dottoressa. A te la linea, Lucio, raccontaci cosa sta succedendo. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. La storia è quanto mai singolare. Sono qui con il sindaco di Giavera, Andrea Maccari, però prima vi faccio un breve assunto. Da 6 mesi, dietro alle mie spalle, in questo studio di medici di base, è venuta la dottoressa Maria Laura Riggi, che ha sostituito il dottor Francesco Lotoro, che è andato in pensione. Maria Laura Riggi e Francesco Lotoro sono 2 medici che vengono dal sud. Maria Laura Riggi ha un curriculum di tutto rispetto, perché è stato reparto di oncologia al Cafoncello, poi ha deciso di prendere la strada dei medici di base. In 6 mesi evidentemente ha avuto diversi problemi perché poi qualche giorno fa ha esposto un cartello dove praticamente ha ringraziato parte della cittadinanza e parte della cittadinanza non l'ha ringraziata perché qualcuno l'ha aspettata con una catena in acciaio da 3 metri fuori da questo studio, qualcuno le ha rigato completamente la macchina, qualcuno le ha detto se non ti adatti ti uccidiamo, qualcuno le ha detto sai che c'è, ti aspetto fuori con dell'acido, e qualcuno per finire ha detto che è una tosa del sud che è senza testa. Questi sono più o meno... Vedete la faccia che fa il sindaco, perché la domanda è: ma siete qua a Giavera siete diventati razzisti con la gente che viene dal sud? Assolutamente no, Giavera è una comunità che fantastica, in cui c'è solidarietà. Allora iniziamo subito, perché io mi sono insediato come sindaco a giugno e a luglio mi aveva ricevuto la dottoressa palesandomi queste situazioni in cui ci sono stati questi gravi fatti che mi dissocio e che dobbiamo noi, soprattutto gli enti di competenza, andare a fondo e risolvere prima che non diventino estremi. E alla dottoressa tutta la mia solidarietà, come avevo detto a luglio. Lei aveva già segnalato il fatto agli enti preposti, e a luglio io ho cercato anche di insistere, di trovare una via di riconciliazione, di supporto da parte mia, che poi chiaramente da questi altri estremi la dottoressa ha fatto un'altra scelta e mi dispiace perché... Tra l'altro la scelta è quanto mai singolare, perché è passata da Giavera a Volpago. Non è che a Volpago sia tanto differente, no? È la stessa comunità più o meno. Diciamo le comunità sono molto simili, è un'area omogenea come comunità. Se è andata, non so, a Genova, faccio un esempio, è un altro discorso, no? Assolutamente, questo è un fatto, è chiaro, ripeto. Io poi qua su quello che è il mio dissociarmi da tutti questi atti di violenza che non devono essere fatti, devo dire che però quello che ha stato come lascito, il fatto che poi potevamo parlarne e quant'altro, ripeto, lei a luglio aveva già deciso, non c'era verso di farle cambiare l'idea, rispettando poi qual era la sua scelta, anche perché poi aveva già uno studio qui a Selva, quindi dico ok. Chiaramente per me la preoccupazione poi è che non ho il medico di base per tutti quei cittadini che hanno difficoltà di ambulatorio di arrivare, insomma questo è un altro tema che ne ho parlato con Benazzi ieri, insomma, che dobbiamo risolvere. Ma quello che voglio dire è che un messaggio del genere, che ha la solidarietà sugli episodi ma che non è puntuale, è generalizzato, insomma lascia il tempo che trova. Nel senso che se dobbiamo fare delle azioni, e sono il primo a darle supporto, dobbiamo farle puntuali, dobbiamo tirare fuori i nomi, i cognomi, i disagi che sono stati creati e risolvere, senza andare a incolpare una comunità che non è assolutamente razzista, anzi. Precisiamo che il dottore di prima era del sud, il dottor Lotoro, insomma non ho visto questi grossi problemi col dottor Lotoro, e quindi dico gli ho proposto anche ieri, l'ho sentita anche ieri la dottoressa, gli ho proposto andiamo a puntualizzare, andiamo a tirar fuori dov'è il marcio della società, non di Giavera, della società, perché in qualsiasi posto potrà andare, e le auguro tutta la mia fortuna e tutta la mia solidarietà, insomma ci potranno essere ancora e dobbiamo prevenirli, tirarli fuori. Insomma la morale qui, almeno da parte del sindaco, è che non si può fare di tutta erba un fascio, e che comunque le mele marce, come si dice, tanto sono tutti luoghi comuni, però è vero, le mele marce esistono un po' ovunque, per cui se qui lascia delle mele marce non è detto che dall'altra parte non ne trovi anche di peggiori. Le auguro assolutamente di no, però ripeto, non sono ancora qua, ripeto, la mia disponibilità per andare a
andare a puntualizzare questo fatto e fare scoprire che alla dottoressa che la comunità di Giavra è una comunità meravigliosa. Ecco. Per ultimo va detto che, non so se sono passate le immagini, noi oggi abbiamo cercato di vedere questo cartello all'interno dell'ambulatorio non c'è, c'è invece un cartello dove si definiscono, diciamo così, le azioni per gli assistiti se vogliono spostarsi appunto nell'altro ambulatorio di Selva, e quindi tutto questo è legato a una pagina Facebook e una pubblicazione che tutti hanno visto su Facebook, ma a quanto ho capito nessuno fino adesso l'ha vista proprio pubblicata qua. Detto questo, so, Filippo, che più tardi avrei un collegamento proprio con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, per cui sentiremo la sua replica, e intanto qui da Giavera direi che non c'è altro da dire, ti restituisco la linea se non hai domande. Certo, grazie Lucio Zanato per questo collegamento da Giavera. E noi quali siano le reazioni dell'azienda sanitaria di Treviso lo ascoltiamo immediatamente e in diretta collegandoci con siamo proprio con il direttore Benazzi. Eccoci, buongiorno Francesca Bozza. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Insieme a me, lo hai già detto, il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, al quale giro subito quello che è, insomma, la domanda che hai fatto, la replica, il punto di vista dell'ULSS 2 di fronte a questa forte presa di posizione di questa dottoressa di Giavera, che in qualche modo denota però anche l'esasperazione di questi medici di fronte a questi episodi ripetuti. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sì, io credo che bisogna fare una piccola chiosa all'inizio. Il medico di famiglia, come qualsiasi altro medico, non è un bancomat a cui il cittadino può chiedere tutto, perché il medico opera in scienza e coscienza con la libertà intellettuale e professionale, e quindi non possiamo chiedere certi esami o certi farmaci, perché il medico decide lui, e qualche volta il cittadino, che è diventato un po' esigente, aggredisce anche verbalmente il medico, ma sono per fortuna ancora casi isolati. Il caso della dottoressa, lei aveva delle possibilità senza scrivere quel manifesto, che oltretutto diventa pesante per una comunità, perché accusa una comunità e non ha nessun significato. Lei poteva segnalarlo, come si fa all'ordine dei medici, il quale puntuale risponde, come all'ULSS, che avrebbe aperto un tavolo col sindaco per vedere quali erano le posizioni anche della comunità, delle persone, ma soprattutto quello che usano anche i suoi colleghi nel momento in cui ci sia un soggetto che è aggressivo, che è quella della ricusazione, cioè non ti voglio più come mio paziente. Poteva fare questo ed evitare di fare quel manifesto che effettivamente offende tutta una comunità. I casi di medici che ricusano il proprio paziente sono in aumento in questo periodo, direttore? Sì, diciamo di sì, perché sono aumentati nei confronti anche del medico di famiglia, ma anche di medici della continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, episodi di aggressione verbale, qualche volta anche di violenza, e quindi questo porta evidentemente, a parte il medico di famiglia in particolare, a ricusare il paziente, perché non c'è più rapporto di fiducia. Come dicevo, questa è un modo per far capire al paziente, al cittadino, che i comportamenti devono essere corretti e paritari. Il medico e l'assistito devono capirsi e comprendersi, e l'assistito deve anche capire che il medico prescrive e dà i farmaci, quelli che ritiene di dare lui, perché è un professionista e i professionisti vanno anche rispettati. Medici e infermieri che durante il Covid erano degli eroi e che adesso invece sono vittime di minacce, anche di aggressioni, episodi che sono in aumento anche nell'ULSS 2 per quanto riguarda i medici ospedalieri, chiaramente. Sì, ecco, certamente sì, ecco, io mi scuso con l'utenza sempre, perché dopo il Covid, lo sanno i cittadini, noi abbiamo avuto l'esplosione di liste d'attesa, ne avevamo 40.000. Stiamo rientrando nei limiti chiaramente della carenza di professionisti, perché ricordo a tutti che non troviamo tutti i medici, non perché la Regione non li vuole assumere, perché non li troviamo, come non troviamo gli infermieri, c'è una crisi vocazionale, per cui lavoriamo ovviamente con le persone che abbiamo, e quindi chiaramente i tempi si allungano, quindi spesso e volte l'aggressività è perché la gente aspetta o in pronto soccorso di più oppure per le liste d'attesa, però la verità è che queste aggressioni nel 2023 hanno superato le 400, e quindi abbiamo dovuto adattare ovviamente anche il rapporto col cittadino in modo tale che queste aggressioni verbali, che qualche volta diventano anche fisiche, non vadano ad inficiare ovviamente il rapporto cittadino e professionista.
Ecco, qualche episodio accaduto di recente di aggressioni nei confronti dei vostri operatori? Sì, abbiamo avuto un caso di infermiera che il paziente era barellato e lei si era avvicinata per mettere un braccialetto al paziente per identificativo dopo il triage, e questo ha dato un calcio all'infermiera, ovviamente facendolo del male. Quindi credo che queste cose non devono essere fatte, perché questi nostri professionisti sono al servizio della gente, sono al fianco della gente, non sono contro la gente. È chiaro che sono stanchi, dobbiamo capirlo, come tutti noi siamo stanchi dopo una giornata di lavoro o comunque dopo una tensione lavorativa importante legata, continuo a dire, anche alla carenza di personale. Voi come ULSS avete messo in campo dei corsi per i vostri operatori, ma anche c'è un servizio, diciamo così, di controllo per tutelare al massimo. Sì, abbiamo un protocollo con le forze dell'ordine, che ringrazio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, e poi soprattutto la prefettura, ma poi soprattutto abbiamo fatto dei corsi per i nostri operatori per gestire il rapporto, ecco, con la persona aggressiva anche verbalmente, in modo tale da evitare che poi da verbale diventi un'aggressione fisica. E contemporaneamente abbiamo i carabinieri in congedo, che ringrazio, che passano all'interno dei pronti soccorsi, e poi il vigilantes, che ovviamente l'abbiamo preso perché serviva per coprire, ecco, quello che mancava e dare sostegno ai nostri operatori. Grazie davvero al direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, grazie ad Alberto Pivetta per il supporto tecnico. La linea può tornare allo studio, Filippo. Grazie a Francesca Bozza per questo collegamento. Noi da Treviso adesso ci spostiamo subito a Padova, dove per noi ci sono Federico Fusetti con Francesco Ratai per parlare di Renato Vallanzasca, uno dei criminali più famosi in Italia già dagli anni 70, che proprio sarà accolto in una struttura padovana. Ma ci racconta tutto Federico Fusetti. Buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, come hai detto, parliamo di Renato Vallanzasca, parliamo di uno dei criminali, dei banditi più conosciuti in Italia, condannato a 4 ergastoli, e insomma la banda di cui faceva parte, la banda della Comasina, imperversava a Milano negli anni 70 e 80. Perché parliamo di lui? E soprattutto perché ne parliamo da qui. Siamo io e Francesco Ratai alle porte di Padova, proprio all'ingresso ovest della città, a Sarmeola di Rubano per la precisione, dove, come vedete alle mie spalle, c'è l'OPSA, che è l'Opera Provvidenza Sant'Antonio, una struttura di accoglienza molto grande, una delle più grandi della provincia di Padova, e destinata ad accogliere proprio Renato Vallanzasca, perché il Tribunale di Sorveglianza, dopo mesi di attente valutazioni, ha deciso che il suo stato di salute è incompatibile con il carcere. Dopo 52 anni di prigione sconterà la detenzione domiciliare proprio qui, ma insomma è bene precisarlo, non avverrà tutto in pochi minuti o in pochi giorni, ci vorrà ancora del tempo per questioni soprattutto burocratiche, però poi insomma arriverà qui e sarà accolto e trattato come uno qualunque degli altri ospiti di questa struttura. Quindi dicevamo condanna a 4 ergastoli, e già da qualche mese non più solo in carcere, perché aveva già qualche permesso settimanale per recarsi in comunità, ma qui verrà anche curato, insomma qui ci sarà una struttura adeguata che è stato difficile trovare da parte dei suoi avvocati. Allora riassumiamo un po' la situazione. Io vi saluto, vi lascio a questo servizio che riassume la vicenda, e poi restituisco la linea allo studio. Uno dei boss più conosciuti della criminalità italiana, Renato Vallanzasca, non può più rimanere in carcere. Condannato a 4 ergastoli, dopo 52 anni dietro le sbarre è stato autorizzato il suo trasferimento in una struttura di assistenza per pazienti fragili. Come nel suo caso, oggi, poco più che settantenne, è stato condannato per le sue gesta con la banda della Comasina che terrorizzava Milano negli anni 70 e 80, e dopo numerosi contatti e ricerche, ad ospitare Vallanzasca sarà l'OPSA di Sarmeola di Rubano, alle porte di Padova, l'Opera Provvidenza Sant'Antonio, specializzata in casi come il suo. Sono serviti mesi di lavoro burocratico e di relazioni mediche, sotto la spinta dei suoi legali, per arrivare a questa decisione.
presa dal Tribunale di Sorveglianza composto da 2 giudici e 2 esperti. Già da alcuni mesi Valdansasca godeva in realtà di un permesso settimanale per recarsi in una comunità, ma mancava la struttura che lo ospitasse in regime di detenzione domiciliare. Tuttavia, per il trasferimento vero e proprio dal carcere milanese di Bollate servirà ancora qualche settimana. Da quel momento sarà un ospite come tutti gli altri, dal passato ingombrante, ma soprattutto dal presente tipico di chi ha bisogno di aiuto, non ha alcun familiare all'esterno e nemmeno particolari possibilità economiche. Ci fermiamo un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG, noi ora ci colleghiamo in diretta con Bassano del Grappa, una città in festa per la donata degli alpini del Monte Grappa. Ci racconta tutto Vanessa Banzato, che vedo sul ponte, sul famoso ponte vecchio di Bassano, ponte degli alpini. A te la linea, Vanessa. I professionisti dell'apparire in TV. Buongiorno Filippo, a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Mi trovo sullo splendido Ponte Vecchio di Bassano, il ponte degli Alpini, assieme al presidente dell'ANA Monte Grappa, Giuseppe Rugolo, e i suoi vice. Ci troviamo qui perché siamo entrati nel pieno di questa 3 giorni alpina, 3 giorni dedicata all'assemblea sezionale, alla donata sezionale proprio qui a Bassano del Grappa, che si svolge da ieri praticamente fino a domani a Sant'Eusebio, nella frazione di Sant'Eusebio. Si è iniziato ieri proprio a Sant'Eusebio, Presidente, con questo grande e intenso concerto. Abbiamo iniziato con un concerto meraviglioso offerto dal coro Edelweiss Anna Monte Grappa, il coro sezionale, e il coro Anna Marostica, che con tanta simpatia, con grande professionalità e tanta passione hanno creato un'atmosfera particolare che ha reso la serata indimenticabile. Veramente una bella serata di canti corali alpini all'insegna proprio dell'amicizia e della condivisione. Senta, che senso ha questa donata, questo momento, questa 3 giorni? Ma la donata sezionale è di fatto la festa in famiglia di una sezione, in questo caso la sezione Monte Grappa, che poi coinvolge di volta in volta uno dei gruppi, sono 65 che formano la sezione. Quest'anno tocca a Sant'Eusebio, che si sta spendendo con tutte le proprie forze affinché il tutto risulti il più bello e il più organizzato possibile. Sta andando tutto a gonfie vele, abbiamo cominciato, siamo alla grande. Questa mattina poi abbiamo vissuto altri 2 momenti a Sant'Eusebio. Uno era una gara sportiva per coinvolgere i ragazzi, i giovani, un duathlon, una corsa campestre con un tiro di carabina laser, e poi contemporaneamente agli istituti scalabrini la consegna di un premio letterario, borse di studio dedicate al grande presidente Uti Fabris. Tra l'altro i giovani, praticamente 6 giovani che sono stati premiati, 6 ragazzi e 6 ragazze, che hanno affrontato gli esami di maturità lo scorso mese di giugno, che frequentano le scuole superiori del Bassanese, che sono figli e figlie di alpini o donatori di sangue. Alpini e donatori di sangue, è un premio dedicato proprio a loro e ai figli dei soci della sezione Monte Grappa, siano alpini o donatori di sangue. Ma è un modo per avvicinare i giovani, per fargli anche comprendere e toccare con mano l'importanza di una sezione, l'importanza del mondo alpino, cosa fa, di cosa si occupa, e soprattutto la sensibilità che hanno gli alpini nei confronti, soprattutto in questo caso, dei giovani, ma poi anche di tutto quanto quello che gravita attorno a loro. Il programma si porta avanti, si svolge ancora oggi pomeriggio con l'alzabandiera alle 16 e domani ci sarà il momento clou. Oggi pomeriggio avremo un alzabandiera simbolico che poi aprirà i lavori, l'incontro annuale tra il Consiglio Direttivo Sezionale e tutti i capigruppo per parlare di problematiche, progetti, condividere tutta quella che è la vita associativa all'interno della sezione, per poi arrivare a domani, che è il clou, l'apoteosi, la sfilata che partirà dal Ponte degli Alpini, partirà da qui domani mattina e sfileremo fino a Sant'Eusebio poi per le allocuzioni ufficiali, e sarà una grande festa, perché vedete non solo Sant'Eusebio ma anche la città è già tutta in per questo evento straordinario. Ecco, sempre lanciando quel messaggio che è stato lanciato anche tra l'altro anche questa mattina ai ragazzi, di condivisione, di dono e di partecipazione. Ma certamente si parte, ho detto anch'io stamattina ai ragazzi premiati, sognate, coltivate i vostri sogni e credete in voi stessi, ma soprattutto nei vostri obiettivi, e perseguiteli fino a quando li raggiungerete, perché questo è il segreto della vita: sorridere, sognare e credere.
Ecco, insomma, Filippo, hai sentito un lungo appuntamento che si culminerà domani con questa sfilata degli alpini dal Ponte Vecchio, proprio da qui fino a Sant'Eusebio, e un momento che Rete Veneta riprenderà in diretta per portare nelle case anche di chi non potrà essere fisicamente a seguire questa sfilata, però tutte le emozioni, perché sono sempre tantissime le emozioni che gli alpini sanno regalare, in questo caso alla nostra città. Da Bassano del Grappa è tutto. Filippo, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta, quindi un nuovo appuntamento da non perdere su Rete Veneta con gli alpini. Noi ora voltiamo pagina e parliamo di una donna trevigiana affetta da una malattia irreversibile e non autosufficiente che ha chiesto di accedere al fine vita. Nel caso di Gloria è stata data un'interpretazione estensiva del requisito del trattamento di sostegno vitale, e invece in questo caso più recente che ritenevamo avesse dei requisiti ancora più nitidi, è arrivato un diniego. Due casi simili ma conclusioni diametralmente opposte. Da un lato la storia di Gloria, la trevigiana ammessa a suicidio medicalmente assistito nel luglio dell'anno scorso, tra i primi via libera in Italia, dall'altro la vicenda di una seconda donna, sempre della provincia di Treviso, che nell'ultimo periodo ha chiesto di morire con dignità, ma che ha visto la sua richiesta respinta da parte dell'ULSS e degli organi competenti. È arrivato un diniego senza diciamo allegata la motivazione, quindi poi è stata fatta la richiesta della motivazione. È una motivazione che noi a livello tecnico non condividiamo. La donna, malata irreversibile, è non autosufficiente ma totalmente capace di intendere e di volere. Attualmente non intende procedere con ricorso, ma potrebbe più avanti ripresentare la richiesta. Sullo sfondo c'è la sentenza con cui la Corte Costituzionale 2 mesi fa ha affermato che non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l'interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto ma ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Un principio che allarga le maglie della procedura e che di fatto ha portato la triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla progressiva, a denunciare nei giorni scorsi l'azienda sanitaria giuliana per il reato di tortura. C'è poi la politica, con il dibattito che in Veneto si è riacceso dopo la vittoria alla Mostra del Cinema di Pedro Almodovar, proprio con un film sul fine vita. Mi ha commosso, era stato il commento a caldo del presidente Luca Zaia, che era ritornato a chiedere una legge nazionale. Io credo che appunto il presidente Zaia sia ben consapevole che il nostro legislatore nazionale non ha al momento intenzione di affrontare seriamente questo tema. Bisogna che a questo punto se ne torni a parlare in regione. A Venezia, dove va ricordato, un disegno di legge in materia era stato affossato dal Consiglio regionale a inizio anno tra veti e accuse reciproche. Il sospetto della cellula Luca Coscioni è che proprio le dinamiche della politica nazionale stiano in qualche modo influenzando l'operato di quegli organismi che al momento operano nel solco della sentenza di J. Fabo del 2019, senza quindi un quadro normativo di riferimento. L'ultimo diniego nella Marca trevigiana fa riflettere. Questo ci fa pensare ci sia un cambio di orientamento rispetto alla valutazione di questi casi e siamo un po' preoccupati. Ed ora parliamo della morte di Helen Comin, la cinquantenne di Cittadella, originaria di Rosà, spirata dopo un intervento chirurgico al seno in una clinica privata di Castelfranco Veneto. L'intervento di sostituzione di protesi mammarie era semplice, è stato preparato con scrupolo, eseguito con l'assistenza di un primario in anestesia e rianimazione che aveva praticato una sedazione leggera. Siamo sconvolti e addolorati, vicini a marito e figli. Questo è il commento che nel pomeriggio arriva dalla clinica privata di V-Clinic di Castelfranco, nelle ore in cui la Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati il titolare chirurgo Antonio Di Vincenzo e l'anestesista Fabio Toffoli.
letto. Si vuole fare luce sulla morte di Helen Comin, la cinquantenne originaria di Rosama, residente a Cittadella, spirata martedì all'ospedale di Castelfranco dopo alcuni giorni di agonia. Dalla clinica spiegano come dopo l'intervento la paziente fosse stata ricoverata nel reparto post-operatorio con il controllo costante del personale addetto e non avesse manifestato alcun problema, tanto che dopo una quarantina di minuti si era anche seduta sul letto. La crisi cardiaca, stando alla ricostruzione della clinica, avviene dopo un'ora dall'intervento, con la cinquantenne che viene subito soccorsa dal personale interno. Immediato anche l'intervento del 118 che porta la donna nel vicino ospedale Castellano, dove resta per 5 giorni nel reparto di rianimazione fino all'epilogo di martedì. Dagli atti di indagine, sottolineano dalla clinica, risulta che anche i sanitari non siano stati in grado di comprendere le cause del malore. Di certo nel pomeriggio la donna è stata sottoposta ad autopsia con l'incarico affidato all'anatomopatologo Claudio Terranova. Dalla clinica, guidata da Di Vincenzo, si dicono pronti a collaborare, mettendosi a disposizione degli inquirenti, certi di aver operato con la massima diligenza e competenza. Ora si attendono gli esiti dell'esame. Quel malore era in qualche modo prevedibile? Ci sono stati problemi nella procedura di sedazione? Interrogativi che restano aperti. I familiari della donna si sono affidati alla legale padovana Lisa Tardivo. La scomparsa di Helen Comin ha scioccato le comunità di Rosà e Cittadella. Il servizio di Vanessa Banzato. Sono sconvolte, senza parole, le due comunità di Rosà e Cittadella, dove Helen Comin, la cinquantenne stroncata da un infarto, dopo 5 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dopo un intervento chirurgico, lavorava e viveva. A Cusinati di Rosà, di cui era originaria, in via Mazzini aveva gestito per anni lo showroom dell'azienda del marito, la Lago Inox di Galliera Veneta. Negli ultimi giorni l'attività si stava spostando e nel negozio restano gli scatoloni imballati. Giovedì della scorsa settimana era qui, oggi non c'è più, è un dolore troppo grande. Sono le dichiarazioni rilasciate a microfono e telecamera spenti da chi segue le attività vicine al suo atelier, chi la vedeva tutti i giorni per un caffè, per un semplice buongiorno e buon lavoro. Così come sconvolti i vicini di casa Pozzetto di Cittadella. Non si spiegano come e cosa possa essere accaduto. Si stringono attorno al marito Stefano Lago e ai 4 figli della coppia. Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo saputo un po' così. Ha fatto male, però comunque dai. Che ricordo ha di questa signora? Era comunque gentile e solare, aiutava molto le figlie, le portava a scuola, quindi la vedevamo sempre entrare, uscire, comunque era... Se c'era mano c'era sempre bisogno, cioè, come posso dire... C'era, esatto, l'aiutavamo, lei aiutava noi, la vedevamo comunque molto spesso, perché Mari andava a lavoro, portava le figlie a scuola appunto. E adesso l'importante è stare vicino alla famiglia. Esatto, soprattutto quello, infatti adesso Mari sono incontrato con la figlia un po' più grande, le do una mano, gli sono vicino per quello che posso fare, anche perché quello si può fare ormai, certo. Nient'altro. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. Probabilmente ha battuto un record il titolare di un negozio di Cannaregio che in appena una settimana ha subito 5 tentativi di furti nel suo locale, e si torna a parlare dell'assalto della microcriminalità a Venezia. Nell'ultima settimana abbiamo subito 5 tentativi di furto. Hanno tentato di scassinare la porta, di aprire la porta, e hanno bucato il vetro che dà sulla corte esterna. Hanno fatto un buco enorme, però non sono riusciti a entrare. Per Francesco Guadalaxara subire un tentativo di furto è diventata una triste abitudine a cadenza quasi quotidiana. La porta d'ingresso del suo locale a Cannaregio è diventata un piccolo monumento alla microcriminalità che tiene sempre più sotto assedio questo sestiere di Venezia. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro, non potendo più spacciare perché
perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici e delle attività commerciali. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla bellezza di Venezia e dall'apparente tranquillità che sembra caratterizzare Calli e Campi. Residenti e commercianti di Cannaregio lo vanno ripetendo con sempre maggiore insistenza rispetto a una volta. Qui le cose stanno rapidamente cambiando e in peggio. L'altra mattina ho visto vicino al ponte qua una macchia di sangue enorme, sarà stati 3-4 metri di lunghezza e là sicuramente è stato un accoltellamento, insomma, o una faida, ecco, tra bande. È un fenomeno che forse riguarda l'intera città. A San Giacomo, ad esempio, un giovane è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante un'aggressione per rubargli il borsello all'ora di cena. È pieno di spacciatori, è pieno di brutta gente e chi magari torna tardi, ragazze soprattutto, è abbastanza pericoloso. Non c'è un bell'ambiente, né a Cannaregio né a Rialto. Gli appelli dell'ultimo periodo sono stati raccolti dalle forze dell'ordine e quasi tutti sono concordi nel constatare un rafforzamento del presidio sul territorio. Ma come per altri versi, si dice per Mestre, il problema non si risolve solo con una repressione che, per quanto efficace, non potrà mai essere completamente risolutiva. A Venezia bisogna fare i conti con una città che resiste nelle sue mura ma è completamente svuotata. Il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più. In alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse. E al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città, verso sera la città un po' si svuota. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative. E ora parliamo delle ricerche del lupo che è stato investito a Salettuol di Macerata. C'è anche la proposta da parte di chi conosce questi luoghi, la fauna selvatica, di interrompere la caccia in quest'area della Marca finché non viene trovato questo esemplare. Io consiglierei di sospendere questa battuta di caccia di domenica, perché sicuramente peggioreranno la cosa, perché invece di rimanere all'interno scapperanno più distanti ancora. Sospendere momentaneamente la caccia in questo angolo di Marca, lungo la golena del Piave, dove da mesi si aggirano 1 o forse 2 esemplari di lupo. È qui a Salettuol di Macerata che ieri sera l'auto condotta da una donna ha urtato l'animale sbucato all'improvviso in mezzo alla strada per poi scappare tra i vigneti, probabilmente ferito. Sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti gli esperti del CRAS e la polizia veterinaria che per tutta la notte hanno cercato l'animale, trovando tra i filari delle orme che sarebbero compatibili con il lupo. Dalla descrizione data dall'automobilista si tratterebbe proprio del canide avvistato tra Breda, Spresiano, Ponte di Piave e Macerata. Chi conosce questi luoghi e la fauna che solitamente li abita cerca di dare una spiegazione al perché il lupo si sia spostato dalle zone più isolate, dove era stato avvistato fino a qualche settimana fa, ai centri abitati. Dal mese di agosto i cacciatori in questa zona c'è l'addestramento per prepararsi alla caccia. Purtroppo questi poveri animali affamati, spaesati, vengono scacciati dagli stessi cani e scappano fuori dall'argine, vanno vicino alle case anche per salvarsi a questo punto. Da qui l'appello a sospendere la caccia fino a quando il lupo non sarà catturato e riportato nel suo habitat naturale. Bloccare per un periodo finché questi animali non verranno catturati, di bloccare almeno nell'asta del Piave, da argine a argine del Piave, dai ponti della ferrovia fino su al Montello, di chiudere completamente la caccia. Zanot, che vive da sempre in Golena, è testimone dei cambiamenti della fauna in quest'area di Marca. Qui da me si sono stati sempre visti caprioli, cinghiali, qualche cervo, volpi ce ne sono tante, ma lupi non si sono mai stati visti. Qui sul Piave, alle Golena, c'è un'autostrada per questi selvatici e ci sarà sempre di più, perché finché aumenterà la popolazione in montagna questi verranno in cerca di cibo verso la pianura. Variante di Longarone, cortocircuito comunicativo al termine dell'incontro tra il sindaco di Longarone, il commissario Simico e il ministro dello sport. Il via libera all'abbassamento del viadotto è condizionato dagli esiti dello studio di fattibilità in carico alla società infrastrutture delle opere olimpiche.
Variante di Longarone, sì all'abbassamento del viadotto, si è letto nel comunicato inviato dal Comune di Longarone spedito alle redazioni alle 16:24 di ieri, a conclusione del tavolo in municipio con il commissario simico Saldini e il ministro dello sport Abodi. Ma la soddisfazione, soprattutto per i cittadini che si stanno battendo per evitare che i lavori della variante si tramutino in uno scempio ai piedi della diga del Vajont, è durata 32 minuti. Alle 16:56 dall'Ufficio Relazioni Esterne di Infrastrutture Milano Cortina 2026 è partita una nota di segno opposto. Vi si legge: Simico sta studiando la fattibilità dell'abbassamento della livelletta. Scopo dell'approfondimento è rimuovere il viadotto dell'attuale progetto, adeguando il ponte esistente sul Piave alle nuove normative tecniche, al fine di tutelare l'impatto paesaggistico, che è un ni rispetto alle esigenze espresse dalla comunità longaronese. A quel punto, poco meno di 4 ore dopo, dal Comune di Longarone è arrivata una specifica tecnica che riporta tale e quale il passaggio interlocutorio vergato da Simico. Quindi al momento l'abbassamento del viadotto resta uno studio di fattibilità all'interno del progetto della variante che, ha affermato il ministro Abodi, rappresenta una delle più importanti eredità nel pacchetto delle opere olimpiche e paralimpiche affidate a Simico. I lavori, ha confermato il commissario Fabio Saldini, cominceranno prima del 2026 e il cronoprogramma sarà adeguato per non interferire con le competizioni olimpiche. Grande successo per il tour in Canada e Nord America per le Frecce Tricolori, che ieri sono tornate all'aeroporto di Strana. Le immagini dei passaggi più iconici per la pattuglia che volerà con il nuovo 346 della Leonardo con la livrea firmata Pininfarina. È stato un tour impegnativo, un tour in cui la Forza Armata ha messo in campo delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di compiere una vera e propria avventura. Immagini delle esibizioni che hanno portato le nostre Frecce Tricolori dall'altra parte del mondo, in un tour tra Canada e Nord America di grandissimo successo. Immagini che sono state presentate al loro ritorno in Italia di Strana, accolti non solo dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ascoltato con interesse quello che in gergo è stato un debriefing del comandante della pattuglia sulla missione. Il 10 giugno di quest'estate siamo partiti da Rivolto quando con 11 MB e con i velivoli di supporto abbiamo lasciato l'Italia, abbiamo fatto scalo nell'Europa continentale, poi in Scozia, poi in Islanda, poi in Groenlandia. Una grande sfida per noi è atterrare in posti così remoti, per poi giungere in Canada. Da lì è stato un susseguirsi di esibizioni, ma soprattutto di incontri con i nostri emigranti, come ha ricordato il comandante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Avevamo l'esigenza di ringraziare gli italoamericani che in silenzio vivono laggiù. A Chicago, per esempio, all'Italy Italy hanno ricevuto una festa con tutte macchine, la gente per strada, erano gli eroi del momento. La gente è corsa come passaparola perché mano a mano che sapevano che stavano arrivando si spostavano da uno stato all'altro degli Stati Uniti per vederli e per abbracciarli. Ma la base di Strana è stata anche la cornice per la presentazione dei nuovi aerei delle Frecce Tricolori. Sono i 346 dell'italiana Leonardo, con un'altrettanta firma italiana famosa nel mondo, Pininfarina. Aerei presentati così. Ci abbiamo lavorato abbastanza tempo, ma l'idea è nata subito, perché come dicevo la passione, le emozioni, il senso del design che i nostri designer hanno, li hanno accettati, e poi lavorare per un oggetto del genere ha eccitato la creatività e quindi in un tempo rapidissimo siamo arrivati alla convergenza. Senta, questa idea di vedere il tricolore anche sulla pancia del velivolo. Questo senz'altro, perché gli aerei purtroppo noi li vediamo dal basso mentre fanno le evoluzioni e allora vedere il tricolore anche dal basso è eccezionale. Era questo l'ultimo servizio di Focus TG. Vi ricordo che l'informazione di Rete Veneta tornerà questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Per ora è tutto, vi mando un saluto a telespettatori e telespettatrici che ci seguono sempre con tanta assiduità. Buon proseguimento di giornata.